Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di mercoledì 13 luglio 2022. Coronavirus, inizia oggi in Veneto la campagna per la somministrazione della quarta dose di vaccino a tutti gli over 60 e ai soggetti fragili dai 12 anni in su. Estesa dunque la platea dei beneficiari del secondo booster, nelle scorse settimane riservato a ultraottantenni e fragili con più di 60 anni. In USL numero 1 Dolomiti l'accesso avverrà tramite prenotazione online e circa 40.000 le persone interessate nella fascia di età 60-79 anni. Ieri intanto nel Bellunese i nuovi casi sono stati 484, portando a 3.749 il numero degli attualmente positivi. È in gravi condizioni un 24enne di Cavallino Treporti che ieri pomeriggio attorno alle 17 è rimasto ferito in un incidente con la moto. Al momento del sinistro, avvenuto lungo la provinciale 251 del Vaionte in località Codissago, non c'erano testimoni. A trovare il ragazzo, privo di sensi sulla carreggiata, un automobilista di passaggio. La moto era a qualche metro di distanza, pesantemente danneggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri. Il 24enne è stato ritrasportato prima a Belluno, poi al Cafoncello di Treviso. Sono invece ricoverate tra Pieve di Cadore e Bolzano le due persone a bordo dell'auto che ieri alle 18.30 è uscita di strada all'altezza di Malga Popena a Misurina mentre percorreva la strada provinciale 49. Il mezzo è finito in una scarpata, uno dei due occupanti è uscito autonomamente dall'abitacolo ed è stato accompagnato all'ospedale di Pieve per i controlli del caso. L'altro è stato trasportato con l'elicottero a Bolzano in condizioni critiche, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Oscar Green al bellunese Enrico Pordone, 27 anni, allevatore di capre di montagna a San Vito di Cadore. Pordone è stato uno dei 6 vincitori su oltre 60 candidati della 16ª edizione del premio assegnato da Coldiretti Veneto, primeggiando nella categoria Campagna Amica, quella che privilegia il rapporto tra produttore e consumatore. Al via da domani, giovedì 14 luglio, l'edizione 2022 della Coppa d'Oro, la gara di auto storiche lungo la strada dolomitica. 70 gli equipaggi iscritti, con piloti di 10 nazionalità differenti pronti a sfidarsi sui 440 km di tracciato, previste 94 prove cronometrate e 7 di media. La manifestazione sarà valida anche come terzo appuntamento del campionato italiano Grandi Eventi. Domani sono in programma le verifiche tecniche sportive. Venerdì prima tappa con la partenza da Cortina per poi affrontare il Passo Giao, la Val Fiorentina, un passaggio a Belluno, la salita del Nevegal e il ritorno di nuovo verso Cortina passando per la Vecchia Cavalera e la Valle del Boite. La seconda tappa sconfinerà invece in Alto Adige, trasinterà per i Pazzi Falzarego, Campolongo, Forcia, Zovo e Sant'Antonio, passaggio a Misurina e poi ritorno a Cortina per Cimabanche e Fiames. Domenica la conclusione con la Cortina dei Sestieri, competizione fuori dalla classifica generale che si aggiunge alla terza edizione del concorso di eleganza della Coppa d'Oro delle Dolomiti, dove una giuria di esperti valuterà le vetture. Passiamo allo sport, calcio, Serie D, rinforzo in attacco per la Dolomiti Bellunesi, preso il centravanti Sebastiano Swiderkowski, romano, classe 1999. Swiderkowski è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, nella passata stagione ha inizialmente giocato con il team Nuova Florida, collezionando 4 reti in 11 presenze, per poi trasferirsi al Real Monterotondo Scalo, maglia con cui è andato a segno 11 volte in 19 apparizioni. Novità anche nel volley, la Darol Logistics Belluno ha infatti annunciato l'acquisto del centrale Alessandro Stufano, 20enne pugliese ex Pallavolo Bari e Gioia del Colle, reduce da 4 stagioni in Serie B. E sempre nella pallavolo, terzo successo in altrettante gare per la nazionale Under 18 maschile agli europei in Georgia. Gli azzurri si sono imposti 3-2 sulla Slovenia, trascinati dal bellunese Alessandro Bristotta, capace di mettere a segno ben 23 punti. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunesi. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.